Il nuovo parco di Viale San Marco a Marcon porta ora il nome di Lucia Manca, la donna uccisa nel luglio del 2011 dal marito Renzo De Cleva. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza del sindaco Matteo Romanello e dei familiari di Lucia, tra cui la sorella e i nipoti arrivati da Milano. Lucia meritava questo. Grazie. Siamo felici di poterla ricordare insieme a voi. Grazie. Lucia Manca fu uccisa il 6 luglio del 2011 dal marito Renzo De Cleva, ex promotore farmaceutico. L'uomo, dopo aver commesso il delitto nell'appartamento di Marconna, trasportò il corpo e lo abbandonò sotto un cavalcavia a Cogollo del Cengio, nel Vicentino. Il giorno dopo ne denunciò la scomparsa, dando il via alle indagini. La svolta arrivò in ottobre, quando alcuni resti furono ritrovati per caso durante la pulizia di un'area verde. De Cleva è stato condannato a 19 anni e 20 mesi di carcere. Con questa intitolazione vogliamo ricordare Lucia ogni giorno, ha dichiarato il sindaco Romanello. Questo parco significa lasciare un ricordo di Lucia, lasciare un ricordo di quella che è la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne. Purtroppo i femminicidi sono in aumento. La provincia di Venezia è stata profondamente segnata da altri tragici casi come quello di Giulia Cecchettin, che ha scosso l'intero paese. In Veneto nel 2023 è stata uccisa Vanessa Ballan a Riese Pio X in provincia di Treviso, e nel 2024 la regione è stata nuovamente colpita da altri drammatici femminicidi. A perdere la vita sono state Sara Burattin, uccisa a Bovolenta, Giada Zanola, assassinata a Vigonza, e Vincenza Sarracino, uccisa a Treviso. Da Marcona si alza quindi un appello a parlare sempre di più di violenza di genere, soprattutto con i giovani, nelle scuole e nella vita quotidiana. Spero, ci auguriamo che questo luogo, oltre ad essere un luogo di svago, di condivisione, diventi proprio un simbolo di sensibilizzazione e di educazione. Il parco dedicato a Lucia Manca è ora uno spazio verde con giochi per bambini, dove il ricordo diventa occasione di consapevolezza e impegno per il futuro, un luogo pensato per vivere, crescere e non dimenticare. Nel ricordo di Lucia. Nel ricordo di Lucia, sempre.